ragazzi, attenzione che vogliono dire qualcosa. Allora, ciao, ti chiami tu? Pietro. Pietro. Sono senza voce. No, ma si vede. Vabbè, ma ti capiamo lo stesso. Di dove sei, Pietro? Trapani. Di Trapani, mentre tu? Azzurra di Trapani. Azzurra, Sì. di Trapani. Sì. Vabbè, allora, Pietro e Azzurra, siete fidanzati? Sì, fidanzatissimo. Da molto tempo? 2 annetti. 2 annetti? Vi volete bene, sì? Sì, ci amiamo follemente. Vabbè, allora, perché mi avete chiamato? Cosa volete dire? Ma veramente volete farvi un videomessaggio a del mio vicenda? ragazzo che ha detto guarda ti voglio dedicare qualcosa in diretta e quindi Cioè voi praticamente volete far sapere ai telespettatori quanto vi volete bene, Sì. giusto? Sì. Ci sono naturalmente gli amici, come sta Bambino? Che sono accesi. Perfetto, va bene Pietro. Allora facciamo una cosa, adesso ti faccio fare un videomessaggio rivolto alla telecamera, esatto? Così i telespettatori sanno in quale modo tu vuoi bene alla tua ragazza, ad Azzurra. Va bene? Allora Pietro devi fare praticamente, ti devi rivolgere ad Azzurra verso la telecamera, come se stessi parlando con Azzurra. E gli devi fare una dichiarazione d'amore, è giusto? Convincente da farle capire che tu veramente la ami sul serio. Dai. Ok? Fammi parlare un secondino, Ok. devo andare a lei mentre mi preparo un po' il discorso. Sei pronto? Allora, guarda la telecamera e vai. Azzurra, allora, dal primo momento che ti ho vista, mi ha cozzato la vista e mi ha allungato Battista. Però veramente ti amo, te lo giuro, ti prometto che ti sposerò. che Bella, dai! Ma è stato romanticone! Pietro! Posso dire una cosa? Sì, dica. Viva lo zio Cino! Viva, che ha detto? Non è a voi. Lo zio Cino! Via lo zio Cino. Va bene, allora aspettiamo. Allora, ora tocca ad Azzurra, attenzione. No. Azzurra. Io non sono preparata. Rivolgiti. Allora, È giusto, prima lui, ora ok, te. hai ragione. Devi rivolgerti verso la telecamera e fare il tuo videomessaggio d'amore rivolto a Pietro. Allora, Vai. Pietro, dal primo momento che ti ho visto sei stato un miraggio per me. Ti prometto che ti amerò per tutta la vita. Sei il mio amore. Madonna Azzurra! Spettacolare! Brava! Bacio! Complimenti! Va bene. Abbiamo concluso? Sì. Allora salutate i telespettatori che vi stanno guardando in questo momento. Ciao! Che vi ascolto ogni domenica alle 9. Allora. Sono sempre io collegato. Bello! Io con un amico mio, sì. Attenzione, Credetemi. c'è qua un grandissimo nostro fan, fan di Strana Muro Siciliano by Night. Ogni domenica alle 9 c'è sempre il solito programma. Non ci stanno mai, non me le perdo mai. Io con un amico mio che non so dov'è. Ma allora, voi siete pure fan miei? Vieni qua! Sì. Sei mio se siete- fratello, amore! Io sono tuo fratello! Vabbè, comunque sono circondato di miei fan. Allora, questi miei fan vogliono salutare i telespettatori? Ciao! Noemi. Noemi! Che bel nome, complimenti. Grazie. Ma di dove sei Noemi? Di Trapani. Di Trapani. E tu? Federica. Federico, di Trapani pure. Sì. Sì. Vieni sempre qui in discoteca? No. Chissà, cambi spesso. Sì. Se dovessi dare un tuo giudizio, la discoteca. È un'intervista questa? Guarda, ho un faro puntato addosso, poi non ti so dire. Sì, Va bene certo, così. un'intervista. Certo. Comunque, secondo te la discoteca è una delle più belle di tutta la provincia? Sì. Architettonicamente parlando, sì. Sì, perché è bella, dai. Sì. 3 piste, poi Sì. c'è anche bella Come gente. struttura, sì. Va bene. Vi state divertendo? Questa sera ti dico la verità, non come le altre sere, però va bene. Perché? Perché c'è poca gente. Vabbè, anzi c'è più tranquillità. Se la mettiamo da questo punto di vista va Sì. bene, dai. Va anche bene. Va bene. Ok. Ti ringrazio, buon divertimento. Grazie, altrettanto. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Lorena. Lorena. Un nome, una marca, una garanzia. Di dove sei Lorena? Trapani. Di Trapani. Quanti anni c'hai? 22. 22. Frequenti spesso qua alla discoteca? Sì. Ti piace andare in discoteca? Sì. Ascolta, ma ho notato una cosa, cioè come mai secondo te i giovani vanno in discoteca dalle 2:30 in poi? Non lo so. Poi ho notato anche un'altra cosa, che la maggior parte dei giovani non beve nessuno, acqua naturalmente. Beh, non ci credo. Però Tu a che ora ci vai a ballare in discoteca? l'una,
Non è mezzo, quindi già sei normale. Sì. E come mai secondo te tutti questi giovani ci vanno dalle 2:30 in poi? Per divertirsi alla fine, perché uno va a ballare? Per divertirsi. Per divertirsi. Certo. Cioè più tardi è più si diverte. Certo. Va bene. Ti ringrazio Lorena, buon divertimento allora anche a te. Anche Vuoi a te. salutare qualcuno? Senti in televisione. Saluta le mie amiche. Brava. Ok. Non è ancora finita perché abbiamo un cuore solitario. Ciao. Ciao. Ti chiami tu? Mi chiamo Mauro. Mauro, di dove sei? Sono di Trapani. Di Trapani. E tu praticamente ti definisci un cuore solitario. Un cuore solitario. Perché sì. sei senza ragazza. Sono senza ragazza. Quindi sei in cerca dell'anima gemella. Secondo te come dovrebbe essere una ragazza per piacerti? Ma prima di tutto mora. Mora, ti piacciono le more. Poi, Bella alta, alta, un corpo perfetto. corpo perfetto. Mi sembra giusto. Poi, Poi non so, basta che sia bella, poi non ha nessuna importanza come sia. esatto, il carattere non ti interessa. Il basta che carattere la sì, la prima cosa, il carattere è la prima cosa. Però la presenza Sì, più importante. più importante, sì. Va bene. E allora, per tutte le ragazze che ti volessero contattare, come devono fare? Come devono fare? Guarda, non ti posso dare il numero. Allora ti vengono a trovare qua in discoteca. Vengono a trovare qua in discoteca Wake Up ogni sabato. Perfetto, allora ripeto, per tutte le ragazze che volessero contattare Mauro di Trapani, quanti anni hai? 18. 18 anni, vengano qui al Wake Up a Cornino e lui sarà qua. Sarò qua, sì, al privé. E li aspetterà al privé. Va bene? Ok, non dimenticate. Va bene. Allora, qua ce ne sono ancora. Allora, buonasera, sono Alessandro, 22 anni, single. Perfetto. Va cercando naturalmente pure l'anima gemella. Io cerco una gemella sicuramente, mi sento molto solo in questo periodo. Perfetto. Ma è meglio però. Sì, è meglio, però sai, avere una ragazza a fianco che ti vuole bene è la cosa migliore secondo Vabbè, me. per le ragazze che volessero contattarti, Allora, 320 88 26 26 101. ripeti di nuovo perché non hanno capito. 320 88 26 101. Avete capito? Telespettatrici, se volete contattare, Sì. Alessandro. Io sono un bello macio. 22 anni di Trapani, dovete chiamare il suo numero. Ripetiamo di nuovo. Ripetiamo. 320 88 26 101. Siciliano sono. Senza sovraimpressione, non c'è bisogno. Posso dare il mio numero di telefono, visto che se mi faccio trovare ogni sabato Mauro qua. si è convinto, vuole lasciare il numero telefonico. Allora. Quindi carta e penna e segnate, dai. 333 14 68 326. Sentito? Ripeti. 333 14 68 326. Perfetto, ok. Ok. Abbiamo detto tutto. Va bene, qualche domanda? Allora, un salutino ai telespettatori Un saluto. e alle telespettatrici. A dire che Ragazze, chiamatemi, tutte, chiamate pure a me. le più focose, chiamatemi. Chiamate. Ok. Sono qui con un ragazzo che vuole salutare qualcuno in televisione. Ciao, ti chiami tu? Io sono Gianni, E tu? sono Rosario, Gianni o Rosario, di dove siete? di Trapani ovviamente. E tu? Trapani. Volete salutare qualcuno? Siete in televisione? Sì, vogliamo salutare un sacco di ragazzi, tutti i ragazzi che sono con noi, Sandro, la sua ragazza, la cognata, e vogliamo dire che il Wake Up è una discoteca veramente fantastica. Noi la frequentiamo sempre dalla prima serata, dall'inaugurazione prima siamo stati qua. Che dire, grazie di tutto, grazie per l'intervista e buona continuazione. E complimenti a voi per la vostra trasmissione e per quello che fate. Siete magnifici ragazzi. Grazie. Buon divertimento. Grazie. Ciao. Allora salutiamo i telespettatori. Ciao, alla prossima. Andiamo naturalmente a intervistare il DJ della zona House. C'è un sacco di confusione. Attenzione, sempre se ci riusciamo.